346 64 277 56. Quando le linee non sono aperte, l'SMS invece può fluire sempre liberamente. Oggi iniziamo questa puntata di Rebelot con una provocazione che ha lanciato più volte Matteo Salvini, già dal palco di Milano del 18 ottobre, ma ancora oggi durante una conferenza stampa con la stampa internazionale, che vi trasmetteremo peraltro nella seconda parte di Rebelot nella sua versione integrale. Oggi ci focalizziamo solo su un passaggio che ha avuto anche una certa rilevanza mediatica, ed è la proposta di applicare la castrazione chimica agli stupratori, insomma a tutti coloro che si macchiano di crimini sessuali. È chiaramente una proposta, una provocazione, chiamatela come volete, che però ha sicuramente il merito di riaccendere i riflettori su una piaga che sembra un po' immergersi ormai nella cronaca di tutti i giorni, sembra quasi ormai diventata una normalità dare cronaca di stupri, violenze domestiche, non domestiche e tutto quanto. Lanciare questa provocazione della castrazione chimica, che è un procedimento diciamo farmacologico di tipo preventivo a base di ormoni, che è già stato sperimentato in Svezia e in alcuni stati degli Stati Uniti, e ha avuto diciamo controversi pareri per quanto riguarda la sua efficacia, però certamente è un modo per dire che bisogna inasprire le pene, bisogna in qualche modo creare un clima di certezza giuridica, e soprattutto permette a noi di illuminare quello che è uno dei campi più controversi e che vengono solitamente così seguiti dalla stampa o in modo troppo morboso, almeno questa è la mia opinione, quando si esagera con i dettagli eccetera, oppure in maniera diciamo proprio da rimozione delle notizie che vengono così derubricate, ripeto, alla normalità. Tutto questo però non riesce secondo me a guardare nel profondo come vengono oggi gestiti in Italia i crimini dei cosiddetti sex offender, giusto per usare parole inglesi che fanno tanto figo in questo periodo, ma fortunatamente ci sono delle associazioni che sono impegnate soprattutto per quanto riguarda le vittime della pedofilia e quindi tutto questo mondo correlato. Una delle associazioni principali, oggi ne avremo in onda ben due, le due principali, ma la prima con cui ci colleghiamo è quella presieduta da Massimiliano Frassi ed è l'associazione Prometeo. Massimiliano Frassi dovrebbe già essere in onda con noi, buon pomeriggio. Ci sono, buon pomeriggio a voi, ci sono. Buon pomeriggio Massimiliano. Allora, incominciamo dalla provocazione o proposta, che dir si voglia, che ha fatto oggi Matteo Salvini in una conferenza stampa: la castrazione chimica per gli stupratori, per i pedofili, per tutti coloro che si macchiano di crimini sessuali. La tua associazione, che da anni è appunto attiva sia in gruppi di aiuto per le vittime degli abusi, sia per la prevenzione, perché è una battaglia culturale, sia nella consulenza con le forze dell'ordine, come la prende questa provocazione? Come la pensi tu? Guarda, la prende, io solitamente d'accordo col pensiero che emerge in questo caso, devo dire purtroppo di no a Salvini, ma spiegando il mio no, che non è un no contro un intervento drastico ed effettivo nei confronti di predatori sempre più impuniti. È un no perché studi scientifici aggiornati, io peraltro ne parlai anche in un mio libro chiamato Il libro nero della pedofilia di qualche anno fa, ma studi principalmente americani e inglesi dicono: attenzione, c'è il rischio che non funzioni, c'è il rischio che lasci in stand-by per qualche mese da un punto di vista farmacologico quel soggetto, ma terminato questo periodo in cui, come dire, la bestia va in letargo, credo che la definizione sia più che corretta, quei farmaci cessano di essere utili e il soggetto può tornare liberamente e impunemente in azione. Io credo che oggi servirebbe sinceramente forse molto molto meno. Ho davanti a me, guarda, l'ultima ANSA battuta poco fa. Ti leggo il titolo, se permetti. Modena è ai domiciliari e abusa della figlia tredicenne mettendola incinta. Allora, è l'ultimo in ordine di tempo, ma potrei aprire i miei archivi e presentarti centinaia di casi di mala giustizia così, ovvero di soggetti, di predatori di bambini, in questo caso era uno spacciatore, ma poco cambia, predatore poi lo è diventato, che il più delle volte comunque la fanno franca, che tornano a lavorare a contatto con i bambini, che questa società continua a mettere a contatto con i bambini. Allora serve fare, io lo dico sempre, quello che è accaduto in Inghilterra, un cambio di inversione culturale. Serve cioè che veramente
culturalmente ci armiamo contro questi soggetti e li consideriamo quello che sono, degli esseri potenzialmente infetti. La provocazione che lancerei io oggi è: metteremmo una persona malata di Ebola ad accudire i nostri bambini? Beh, credo proprio di no, perché sarebbero tutti potenzialmente infettabili e conducibili verso una malattia. Ecco, però lasciamo ogni giorno, e segue un elenco infinito di nomi e cognomi che potrei farvi, i nostri bambini a contatto con l'allenatore pedofilo, con il maestro pedofilo, con il prete pedofilo, con il vicino di casa pedofilo, con la babysitter, eccetera, eccetera, eccetera. Perché, che ci piaccia sentircelo dire o no, c'è un sommerso, è un sommerso numericamente molto molto elevato, ed è un sommerso che vede bambini non protetti da una parte e adulti abusanti, paradossalmente protetti, stimati e riveriti dall'altra. Se tu uscissi adesso in piazza e fermassi nella sede dove sei le prime 100 persone che non conosci, i primi 100 passanti che passano da lì, e ad ognuno di loro tu chiedessi un intervento sulla pedofilia, aprendo loro il microfono, te lo metto per iscritto, tutti e 100 ti diranno che serve, che il pedofilo lo ucciderebbero, che servono. Guarda, il regista dall'altra parte del vetro agitava un paio di forbici, non so se sta facendo qualcosa, diciamo. Ma poi ragioniamo anche su quella. Il problema però qual è? Permettimi, ti finisco la mia provocazione, ma che provocazione non è. Il problema è che poi io, quelle 100 persone che rispondono così, io non le vedo in un'aula di tribunale. Io tutto stamattina ho accompagnato questa mamma e questa bimba a processo. La bimba, per me bimba lo sarà fino a 80 anni, ha da poco compiuto i 18 anni, ma gli abusi sono iniziati quando Dianni ne aveva 3 e sono finiti quando Dianni ne aveva 16, quindi tutta l'infanzia e l'adolescenza le è stata spazzata via. E stamattina in quella schifosissima e triste aula di tribunale, con quella frase che, permettetemi di dirlo, è una presa per il culo che la legge è uguale per tutti, ecco, in quell'aula di tribunale c'era solo questa mamma che dimostra 100 anni più di quelli che abbia, e questa ragazzina fantastica, coraggiosa. Non c'erano 100 persone intorno. Vicino a lui invece, che dimostrava 100 anni meno di quelli che ha, c'era la nuova compagna, le bambine nuove nuove in quanto figlie di lei, che lo aspettavano fuori. C'era tutto un mondo di amici, parenti, bravi nell'accompagnarlo, nel sostenerlo. Allora, se vogliamo far cambiare le cose non cambiano paradossalmente neanche se mettiamo la pena di morte. Io sempre nel mio libro feci questo studio e dissi: uno può essere contrario o favorevole per cultura alla pena di morte, non è quello il punto. Però se servisse, proviamo a pensarla. È ovvio che in uno Stato come il nostro, non così garantista, peraltro, mai ci sarà. Bene, diciamo. E allora ho analizzato quegli stati, dagli Stati Uniti fino a paesi estremisti di un terzo mondo in tutti i sensi, e ho visto che laddove la pena di morte veniva praticata nei confronti dei sexual offender, degli abusanti, non solo non calavano i crimini di abusi, ma paradossalmente aumentavano i crimini legati alla morte, all'uccisione di quei bambini. Perché? Perché il pedofilo non poteva permettersi di avere un possibile testimone che lo inchiodasse alla impiccagione, lapidazione, sedia elettrica, iniezione letale. Ma questo direi che al poi contrario, non è invece, aveva bisogno di togliersi di mezzo, la dico brutalmente, quel testimone, e quindi non solo si limitava, tra virgolette, ad abusarlo, ma lo uccideva anche. Quindi, tornando alla tua domanda iniziale, dico: ne sono contrario, ma non per altro, non per un garantismo, perché non che serve, non ci deve essere. Il mio ideale di giustizia, te lo dico, ma te lo dico non solo a nome mio, come associazione, il mio ideale di giustizia per un pedofilo è un carcere come Guantanamo, una cella di 2x2 dove il soggetto deve stare in piedi, dove ha un buco a terra e dove le bisce e i topi gli passano in mezzo a quella stanza. In realtà sai come sono le carceri italiane per i pedofili? E vicino a Milano ne abbiamo 2. Sono carceri dove il lunedì si fa corso di teatro, il martedì si fa palestra, il mercoledì si fa corso di yoga. Scusate, ma i miei bambini non vanno al corso di teatro, non vanno in palestra e non hanno nemmeno la possibilità di pagarsi le terapie, figuriamoci lo yoga.
Allora, intanto accogliamo in diretta un altro, diciamo, sono le due principali associazioni che si occupano di vittime della pedofilia per lo più, e questa associazione si chiama La Caramella Buona. Abbiamo il suo presidente, è Roberto Mirabile, dovrebbe essere già in onda con noi. Buon pomeriggio, Roberto. Buonasera agli amici di Radio Padania Libera, eccomi, sono pronto. Ora vi ho in onda tutti e due, vi dico subito, adesso faccio la stessa domanda che ho fatto a Massimiliano Frassi, la faccio a Roberto Mirabile, dopodiché vi chiederò a entrambi, botta e risposta, un parere su un caso che abbiamo trovato della giurisdizione statunitense. Ma partiamo da Roberto Mirabile a parlare di castrazione chimica. Oggi è la provocazione, la proposta del giorno che la vogliate vedere, comunque ha riacceso un dibattito sul tema dei crimini sessuali. Come la vede lei, Mirabile, la castrazione chimica? La provocazione di Salvini accettiamo come provocazione, come è stata provocazione da parecchi anni fa quella di altri politici, sia di destra che di sinistra che di centro. Ecco, sono circa 25 anni più o meno che si sperimenta il trattamento farmacologico del sex offender, una sperimentazione che dura a livello internazionale da oltre 20 anni, vuol dire che ha qualcosa che tocca. Il trattamento farmacologico del sex offender purtroppo, e sottolineo purtroppo, oggi come oggi, dopo tanti anni, ha dei risultati che sono ancora vicini allo 0,0 di risultati positivi. Abbiamo il professor Berlin, che è il maggiore esperto internazionale nel trattamento farmacologico dei sex offender ed è un professore della Johns Hopkins University di Baltimora. Lui ha testimoniato a un nostro convegno a Roma 6 anni fa della Caramella Buona che lui purtroppo si arrende di fronte alla validità di questo trattamento, perché non tanto come si diceva prima, finito il trattamento farmacologico, il sex offender, che sia un pedofilo, quindi che attenzioni ai bambini, o uno stupratore di donne, dopo il trattamento farmacologico può tornare a violentare, usiamo quel termine chiaro, bambini e donne. No, ma il problema è che può certamente il farmaco abbassare, quasi azzerare la libido in noi maschietti, quindi in poche parole siamo fra adulti, non ci permette l'erezione, ma abbiamo dati scientifici documentati in processi anche americani di diversi pedofili che, non avendo più l'erezione, hanno continuato ad abusare usando mazze da baseball e manici di scopa. Quindi purtroppo oggi dobbiamo ammettere come comunità scientifica che il trattamento terapeutico dei pedofili non può dare risultati. Queste sono persone che vanno monitorate per tutta la loro vita, messe in galera e in galera devono rimanere, punto e basta. Allora, io proprio mi collego a quest'ultima frase che ha detto Roberto Mirabile e pongo la domanda a entrambi, abbiamo una decina di minuti. Se gli ascoltatori vanno su internet e scrivono offender locator, io ho fatto Minnesota perché è il caso secondo me più lampante, vi uscirà consultabile anche dall'Italia l'elenco di tutte le persone che sono o in carcere oppure sono sotto la supervisione da parte della polizia del Minnesota per crimini sessuali. Potete digitare un nome, io ho digitato Kelly come cognome a caso per dire un cognome americano abbastanza diffuso, e mi è uscita proprio la scheda personale quando è stata comminata la sentenza, quando gli scade, chi è l'agente che deve vigilare sul fatto che questo detenuto non sia socialmente pericoloso, da quanto è sotto supervisione, insomma una schedatura online di tutte queste persone che possiamo definire in modo ampio sotto la categoria dei aggressori sessuali, dei sexual offender. Io chiedo sia a Roberto Mirabile sia a Massimiliano Frassi se secondo voi è una pratica che si può importare verso l'Italia. Partiamo da Frassi magari. Frassi. Eccomi, vi sento. Allora, se la domanda è vi piacerebbe importarla, io ti dico sono 20 anni che la si richiede e ci piacerebbe sicuramente importarla. Se la domanda è secondo voi è fattibile che in Italia una cosa così capiti, la risposta è che stiamo raccontando un bellissimo film di fantascienza che ci porta in un futuro che al momento è molto molto remoto. Questo è il paese che sta sciogliendo le sezioni della polizia postale, è il paese che non persegue pedofili accertati,
che se rubi una caramella, o paradossalmente se rubi perché non hai da mangiare, pur specificando che ovviamente nessuno deve rubare bla 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 bla, il tuo nome, la tua fotografia finisce su un giornale. Se abusi di uno o più bambini, ci sarà un garantismo nei tuoi confronti, che anche quando sei stato condannato è abbastanza difficile che tutti i giornali mettano la tua immagine e le tue vere addirittura iniziali, non dico nome e cognome. Qua la stampa italiana viaggia a macchia di leopardo, ci sono regioni che lo fanno e regioni che non lo fanno. Quindi figuriamoci se si può arrivare ad un registro come quello che in America c'è praticamente in ogni stato e che permette, l'hai detto, sul conosciuto, quindi su un dato concreto, poi c'è il sommerso, ma su quello facciamo un ragionamento a parte, permette sul conosciuto di sapere se l'allenatore a cui affido mio figlio, se quel nuovo parroco arrivato in città, piuttosto che se quella babysitter a cui sto per lasciare i miei ragazzi questa sera, sono persone affidabili o perlomeno hanno già avuto in passato una condanna o una segnalazione in tal senso. Ecco, la cosa che mi ha lasciato davvero stupito è il fatto che ci sia nella scheda personale di ognuno, nome, cognome, foto e tutte le informazioni che vi dicevo prima, anche l'agente di polizia che segue il caso particolare con addirittura il numero di cellulare su internet. Questo è veramente un qualcosa che dovrebbe farci riflettere su due modi diversi di affrontare uno stesso problema. Giro la stessa domanda comunque a Roberto Mirabile per vedere come la pensa lui. Roberto? Guarda, a me non interessa importare o non importare una legislazione che non appartiene realisticamente alla nostra cultura sociale e giuridica. Non mi interessa dare aria ai denti, ma mi interessa affrontare il fenomeno in prevenzione della pedofilia con fatti concreti. Dobbiamo dire ai telespettatori una cosa fondamentale, che il pedofilo è un recidivo ad altissima percentuale, per cui per tutta la vita lui rimarrà pericoloso per i nostri bambini, anche quando verrà beccato, arrestato, condannato 1, 2, 3, 4 volte. Noi abbiamo dei casi di pedofili condannati 3 volte, per 3 volte vengono riarrestati per lo stesso reato. I fatti concreti cosa vuol dire? Gli Stati Uniti sono gli Stati Uniti, noi non possiamo immaginare di mettere nei nostri quartieri delle gigantografie con la foto del pedofilo e creare allarmismo, rendiamocene conto. I fatti concreti cosa vuol dire? Dobbiamo dare alle forze dell'ordine, alla polizia e ai carabinieri, che già fanno tanto con tante difficoltà, degli strumenti pratici, il monitoraggio, la tracciabilità del pedofilo. Come caramella buona sono anni e l'abbiamo ripresentata in Parlamento quest'anno, e su questo agli amici della Lega chiedo aiuto, una proposta di legge semplice ma interessante, non è la bacchetta magica. Il monitoraggio, la tracciabilità del sex offender. Tu vieni beccato, tu vieni condannato, ritenuto colpevole del reato specifico, vai in galera, ci stai poco, perché parliamoci chiaro, ci stanno purtroppo poco e devono marcire in galera. Invece quando esci dal carcere tu sei ancora pericoloso. Non esiste una normativa specifica che obblighi il pedofilo a segnalare velocemente quali sono i suoi cambi di residenza. Se un pedofilo va a cercare casa davanti a una scuola materna, io poliziotto devo saperlo e mi si deve accendere un campanello d'allarme. Se io vado a cercare lavoro in una parrocchia, in un centro giochi, in un ambiente frequentato dai bambini, questo io devo subito dirlo alla polizia, e la polizia non ha uno strumento così come lo dicevo l'altra sera a chi l'ha visto in Rai, non esiste una banca dati dei sex offender. Non sono bacchette magiche, ma sarebbero dei piccoli passi avanti per la reale, concreta prevenzione della pedofilia. Poi raccontarcele, ce le possiamo raccontare tutte quelle che vogliamo di balle, ma dobbiamo fare dei passi avanti conoscendo veramente il fenomeno e senza raccontare delle storie alle persone che ci ascoltano. Ecco, Mirabile, lei ha detto non c'è una banca dati dei sexual offender, lei intende proprio nemmeno la polizia ce l'ha? No, una vera banca dati no, ci sono i fascicoli come ci sono, certo, individuali, ma non c'è. Sul singolo nominativo, e dove vengono riportati tutte quelle che noi chiamiamo impropriamente la fedina penale, no? Ok, sì. Okay, e saltano fuori i reati specifici.
ma se il bambino Loris viene ucciso e c'è un sospetto che sia un qualche cosa collegato a un reato sessuale, a un pedofilo, a un giro di pedofilia, non c'è la possibilità, schiacciando un pulsantino di un computer, di accedere ad una banca dati dei sex offender, così come potrebbe essere la famosa banca dati del DNA, e sapere in tempo reale da parte di un poliziotto, di un carabiniere, chi sono i soggetti che risiedono in una determinata area da dove è accaduto il crimine, soggetti che sono stati già condannati per reato specifico. Ripeto, non è la bacchetta magica, ma certo, sicuramente faciliterebbe un inizio di indagine tempestiva. Ecco, io volevo dirvi, vi ho portato il caso del Minnesota perché era quello, se volete, un po' più spettacolare, dove addirittura dall'Italia si viene a sapere nome e cognome e qual è la gente che lo segue. Nella maggioranza degli altri stati degli Stati Uniti si ha accesso a una banca dati di questo tipo, ma c'è bisogno di una sorta di codice PIN che credo legittimi alcune persone a entrare e altre no, insomma è un po' meno pubblico, però è un software che mi sembra di capire nei vostri due interventi che il dibattito è se farlo completamente pubblico o farlo completamente in mano alla polizia, però è comunque uno strumento positivo. No, renderlo pubblico è una grande sciocchezza, si crea una caccia alle streghe. Ma deve esserci almeno nel Ministero dell'Interno. Ma deve essere l'organismo preposto, deve essere l'organo investigativo a poter accedere in tempi realistici brevi, ma non io cittadino. Quello che si insegna come caramella buona è sempre il rispetto dei ruoli. L'insegnante deve fare il bravo insegnante, il poliziotto il bravo poliziotto, l'avvocato il bravo avvocato, il magistrato deve fare il suo ruolo. Purtroppo non sempre in Italia capita così, ognuno fa per i cavoli propri. Poi la professionalità a volte viene a mancare e allora si crea anche il falso abuso, il rignano flaminio, l'allarmismo. Noi dobbiamo studiare, e ci possono essere dei piccoli passi avanti, dei fatti concreti per facilitare la prevenzione della pedofilia. Ma se diamo degli strumenti potentissimi in mano a chi è inadeguato, a chi si creano isterie, no? C'è questo rischio. Grazie Mirabile, mi scusi se la interrompo, ma volevo dare l'ultima chiedere, secondo lui sulla stampa italiana, è una cosa che abbiamo citato, i crimini sessuali come vengono trattati? Io ho questa impressione che o vengono rimossi o vengono trattati in modo troppo morboso. Secondo lei, Frassi? Visto il poco tempo a disposizione, confermo quanto hai detto e uso le tue parole. O non vengono trattati affatto, o abbiamo una stampa, penso a tanti giornali del Veneto ad esempio, che invece fin dall'inizio seguono con grande preparazione, emettendo però fin subito quello che è giusto che la gente sappia, al pari di altri crimini, sicuramente alcuni magari molto meno eclatanti e gravi rispetto all'innocenza portata via un minore, oppure oggi si gioca, dal caso Cogne in poi, si gioca tutti quanti a fare i super esperti, ci si improvvisa e si gioca tra plastici ed altro, dimenticandoci sempre che parliamo della pelle di bambini che hanno subito abusi e che queste cose non se le inventano. Allora io vi ringrazio entrambi, Massimiliano Frassi dell'associazione Prometeo e Roberto Mirabile dell'associazione Caramella Buona. Mi faccio un nodo al fazzoletto di tornare su questo argomento, magari con una puntata dedicata che possiamo strutturare insieme e anche vedere quello che oggi per ragioni di tempo non siamo riusciti ad approfondire. Comunque grazie a entrambi, perché veramente due testimonianze significative su questo tema così difficile. Grazie. Grazie a voi, buona serata. E adesso noi abbiamo ancora invece un pochino di secondi che ci separano dal giornale radio. La nostra Giuliana Bortolozzo sta per arrivare in studio a raccontarci quelli che sono i fatti di giornata, quindi passeremo da questo approfondimento sulla castrazione chimica e quindi sulla pedofilia, i crimini sessuali che sono purtroppo una realtà della nostra cronaca, passeremo a uno sguardo più ampio su tutto quello che è successo in questo 10, 12, 14. A tra poco con il GR e poi ancora Rebelot. Sono le 17:0.